Assessore Gibelli, Assessore Bini, oggi siamo qui per firmare un'importante partnership. Lei ha sottolineato che quello di Mara Navarria è stato un gesto d'amore. E certo che sì, ci sono altri atleti sui quali io non ho niente da dire, sia chiaro, perché ognuno fa le sue scelte che sono del tutto legittime. Le fa anche magari pensando all'arco di durata della propria carriera e quindi fa un investimento su se stesso, però alcuni atleti della nostra regione hanno scelto degli sponsor che sicuramente sono stati più generosi dal punto di vista economico di quanto non lo siamo stati noi. Quindi lei ha fatto un gesto d'amore e credo che questo vada sottolineato e apprezzato. Assessore Bini, quali saranno le ricadute di questa iniziativa? Ma come abbiamo avuto modo di dire prima in conferenza stampa, questi campioni rappresentano per noi e per l'intero Friuli Venezia Giulia degli ambasciatori di una terra, degli ambasciatori di un prodotto, degli ambasciatori di un modo di vivere. Quindi noi grazie a loro ci faremo conoscere sempre di più oltre i confini nazionali. Navarria è una campionessa che ha vinto molto, vincerà ancora molto e con la quale abbiamo stretto questo rapporto di collaborazione, a mio avviso, molto interessante e proficuo per entrambi. Mara Navarria, l'assessore Gibelli ha sottolineato che quello compiuto con questa sponsorizzazione è un gesto d'amore nei confronti della sua terra, è così? È così, è vero, io sono molto legata al Friuli Venezia Giulia, mi sono sempre sentita friulana e per oggi per me sono veramente onorata di avere questo sostegno che mi porterà alle Olimpiadi della prossima estate. Bene, quindi un grande bocca al lupo da parte di tutta la regione e anche dai tanti corregionali all'estero. Sì, questo è vero, anche una compagna di squadra, Giulia Rizzi, proprio di Udine, che è la mia compagna di squadra con cui condividiamo anche dei momenti di... ogni tanto iniziamo a parlare in friulano così non siamo né capite né riconosciute. No, a parte questo sono veramente orgogliosa di portare questo simbolo in giro per il mondo e spero tanto di poterla portare su qualche podio importante. Direttore Gomiero, quali sono gli elementi di punta di questa sponsorizzazione e quali ricadute si aspetta per il Friuli Venezia Giulia? Noi ci aspettiamo di cominciare un nuovo corso. Questa regione già sponsorizzava nel passato atleti e squadre, adesso vogliamo riprendere un po' quel filone. L'occasione di Mara Navarria ci ha dato l'opportunità di ripensare insieme al nostro Presidente, insieme all'assessore Bini, all'assessore Gibelli, quello che potrebbe essere una strategia. Quindi sempre di più vorremmo essere in grado di usare chi può diventare un ambasciatore del nostro brand, del nostro territorio e portarlo nel mondo, quindi usarlo, dicevo, per la promozione. Quindi le squadre, quindi i campioni affermati o i campioni potenziali, perché ne abbiamo molti nella nostra regione. Persone che si sono distinte nello sport ma anche nella vita. Questo è importante perché la promozione del territorio passa attraverso sicuramente la diffusione di quelle che sono le bellezze, ma anche di quello che è il sistema di valori. E quindi raccontare storie di persone che sono anche grandi atleti, credo che rafforzi l'immagine della nostra regione.